Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Incidenti stradali, partiamo da qui, poi parleremo come sempre di furti nelle abitazioni, parleremo anche di 2 morte in un incendio in una casa a Cerea nel Veronese, madre e figlia di 92 e 71 anni che sono morte intossicate. Ma a Marsango di Campo San Martino un 17enne è stato travolto da un'auto che aveva perso il controllo mentre era fermo sul marciapiede con alcuni amici. Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni. Il conducente dell'auto, un 22enne, è risultato positivo all'alcol test. Ho visto i miei 2 amici in disperazione. Mi giro verso sinistra e vedo l'altro mio amico, il terzo, che era incastrato tra il palo e la siepe. C'era una festicciola di carnevale a Marsango di Campo San Martino. L'incidente è piombato su un momento di gioia. Questo ragazzo minorenne è corso fuori con il cuore in gola e racconta con il pensiero che va in continuazione a Padova, dove in ospedale il suo amico lotta. Il 17enne ferito non era alla festa, era 00:30 in questo tratto di marciapiedi, si era fermato rientrando a casa a piedi. Con lui c'erano 2 coetanei, parlavano quando l'auto, una Fiat Punto, è piombata su di loro dopo un testa a coda. È salito proprio nel marciapiede, capito? Dalla parte destra della strada ha sbandato fino alla parte sinistra, è salito nel marciapiede e per un pelo non prendeva anche i miei 2 amici. Il 17enne viene sbalzato e dopo un volo di qualche metro finisce incastrato tra questo cartello di pericolo e la siepe. La Punto finisce la sua corsa abbattendo la recinzione di una casa una ventina di metri. Il 17enne è gravissimo, nessuna ferita né per gli amici con lui né per gli occupanti dell'auto. Alla guida c'è un 22enne al suo fianco, un amico di 24 anni, sono di San Giorgio delle Pertiche. Il conducente, sceso dal veicolo, corre a vedere il ragazzo ma straparla. Il 24enne è attonito, fermo, sotto shock. Gli amici del 17enne con coraggio affrontano la situazione, chiamano il 118, non muovono l'amico ma continuano a stimolarlo. Era nel palo, era leggermente cosciente, faceva qualche verso. Io cercavo di tenerlo sveglio. Nel momento che sono arrivata l'ambulanza, l'hanno tirato fuori dal palo, l'abbiamo aiutato a spostare questo palo per tirarlo fuori. Nel momento in cui l'hanno sdraiato ha perso totalmente la coscienza, è rimasto incosciente, poi è arrivato l'elisoccorso, ha atterrato nei campi da calcio di Marsango. Il 17enne è ricoverato in ospedale a Padova. Le sue condizioni sono considerate critiche dai sanitari che stanno facendo il massimo. In via Venezia c'è il sole, ma sull'asfalto restano i segni del dramma, le tracce nere della frenata, il palo inclinato, la siepe, la recinzione abbattuta. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cittadella. Il 22enne, sottoposto agli esami di rito, è risultato positivo all'alcol test. Sotto shock gli amici del 17enne. Una grandissima preoccupazione e anche rabbia per il fatto che chi l'ha investito era in delle condizioni in cui sicuramente non poteva guidare. È stato proprio uno shock. In quel momento non sapevo che fare perché non si poteva fare niente oltre che sperare bene per lui. Speriamo bene. Hanno detto che era in condizioni gravi e spero che chi l'abbia investito anche abbia le sue conseguenze. Momenti di paura poco prima delle 3 di ieri notte, quando un'auto ha preso fuoco mentre percorreva la tangenziale di Treviso in direzione paese. All'arrivo sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso, che ha subito provveduto a spegnere l'incendio. Il conducente è sceso dal veicolo ed è riuscito a mettersi in sicurezza attendendo l'arrivo della squadra. Sul posto anche la polizia stradale e il SUEM 118. Vediamo anche i fatti di cui, come vi dicevo, ci occuperemo dalla prima pagina del Gazzettino. Incendio in casa, mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo. È successo a Cerea, ci collegheremo tra poco con Marta Zatta e Federico Cibotto. E poi altro fatto di cui si sta parlando, Martin Diop Bullo, insulti razzisti contro la Maria del Carnevale, che dice io mi sento venezianissimo. L'omicidio di Lorenzo Cristea, la Procura di Treviso ha notificato la chiusura indagini per il delitto alla baita al lago. Lo scorso 4 maggio 7 ragazzi andranno a processo.
Un delitto avvenuto poco distante alla Baita al Lago nella notte del 4 maggio scorso, una violenta rissa durante la quale Lorenzo Cristea, 20 anni, di Tre Baseleghe, fu raggiunto da 4 fendenti, uno letale all'aorta. Altri ragazzi rimasero feriti, 7 giovani finiranno ora a processo. Badr Rouaji, 19 anni, di origine marocchina, e il connazionale 22enne Taha Bennani sono accusati a vario titolo di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio, porto abusivo d'armi e lesioni aggravate dall'uso dell'arma. Mentre gli altri 5, amici della vittima, dovranno rispondere di rissa aggravata. Gli indagati avranno 20 giorni per farsi interrogare o depositare delle memorie difensive scritte, dopodiché la procura procederà con la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il pubblico ministero, le 2 fazioni che hanno scatenato la rissa avevano già iniziato il litigio all'interno della discoteca, tanto da far intervenire il personale per allontanarli dal locale. Una volta fuori, i 2 giovani marocchini hanno chiamato un amico per farsi venire a prendere, ma pochi istanti dopo, uscito l'altro gruppo, si è scatenato il finimondo, calci, pugni, spintoni e poi il coltello che ha colpito la vittima. Rinvenute nell'arma tracce biologiche riconducibili a entrambi i principali indagati. Gli esperti del RIS hanno isolato sul manico del coltello il DNA riconducibile a Taha Bennani, 22 anni. Sulla lama invece è stato rilevato un profilo misto risultato compatibile sia con la vittima Lorenzo Cristea sia con l'altro indagato Badr Rouaji. Sotto la lente di ingrandimento anche i messaggi partiti dal telefonino di Rouaji verso altre persone. Prima le comunicazioni sono in arabo, poi i messaggi sono scritti in italiano. Oh bro, fai presto che qua dobbiamo fare un rissone. Porta il ferro o la lama. A quel messaggio ne seguiranno altri 2 a distanza di pochi minuti. Bro, dove sei? Dobbiamo fare rissa, ho appena litigato. Una rissa finita nel sangue, con una vittima e diversi feriti. Servizio di Daniela Sizia, e sempre su questo omicidio alla Baita al Lago sentiamo cosa dice l'avvocato Fabio Crea, che difende Badr Rouaji, che definisce una forzatura la decisione di accusare il suo assistito di omicidio volontario in concorso. Sin dall'inizio di questo procedimento, sin dal momento dell'arresto, dopo e grazie alle indagini difensive che avevamo fatto, avevamo dimostrato, avevamo già dichiarato e riteniamo dimostrato il fatto che Rouaji non avesse un coltello e non avesse colpito. L'altro indagato è quello che, secondo le nostre valutazioni iniziali, anche su dichiarazioni di Rouaji, aveva compiuto il ferimento mortale e gli altri ferimenti. Quindi contestare oggi al Rouaji ancora il concorso in omicidio a me pare una importante forzatura da parte della Procura trevigiana. Sulle tracce ematiche rilevate dal RIS di Parma sul coltello dell'omicidio, l'avvocato Crea non ha dubbi. Come tracce ematiche sono state trovate degli altri 5 feriti e del ragazzo deceduto. Quindi la traccia ematica sulla lama del coltello non è indicativa dell'utilizzo del coltello, tanto è vero che non viene contestata a Rouaji l'utilizzo del coltello. Il reato di porto di coltello viene contestato soltanto al coindagato. Quindi la presenza della traccia ematica non è un elemento significativo, anzi va ad escludere, a corroborare la nostra tesi della totale assenza di azione lesiva da parte del Rouaji. Ecco, come è arrivata però la traccia ematica nel coltello? Ma in quel frangente c'è stata un'importante rissa, tanto è vero che viene contestato il reato di rissa anche a carico dei ragazzi feriti. E quindi è chiaro che in quel contesto l'azione da parte di colui che agiva con il coltello ha portato al ferimento di diversi soggetti, compreso anche il Rouaji. Da qui si spiega la traccia ematica. Sui messaggi ritrovati nel cellulare del suo assistito, l'avvocato spiega. Questa è una delle indagini difensive che avevo fatto e avevo proposto al pubblico ministero di fare attraverso il sequestro dei cellulari, perché sapevamo che Rouaji aveva chiesto ad un amico di portare un coltello. Il coltello non è mai arrivato, ma il fatto di chiedere di portare un coltello ad un amico è la dimostrazione del fatto che lui il coltello non l'aveva, come abbiamo dichiarato all'inizio e come le indagini hanno dimostrato. Così l'avvocato Fabio Crea. Ancora cronaca, tragedia sul Pian delle Femmine a Revine Lago. Un uomo si è accasciato per un malore improvviso che gli è stato fatale. La vittima è Giorgio Da Rossa, di 65 anni.
Era andato assieme ad un amico a passeggio, entrambi con i rispettivi cani. Si trovava nei boschi sopra la località Vizza quando improvvisamente si è accasciato al suolo. Giorgio Daros, 65 anni, di Vittorio Veneto, è stato colto da un malore improvviso e fatale. La tragedia è avvenuta poco prima di mezzogiorno. A lanciare l'allarme l'amico che si trovava con lui e che ha cercato di avviare le pratiche di rianimazione cardiopolmonari. Sul posto sono giunti in poco tempo i tecnici del soccorso alpino ed il medico del SUEM 118. Purtroppo per il 65enne non c'è stato nulla da fare. La salma è stata recuperata e trasportata presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato la procura di Treviso. Nelle prossime ore sarà firmato il nulla osta per le esequie. Si chiamava Ermenegildo Favaro, aveva 70 anni, è stato identificato l'anziano ciclista travolto e ucciso da un SUV all'altezza di Pieve di Cortarolo mentre tentava di attraversare la Valsugana 3 giorni fa. Aveva compiuto 70 anni proprio lo scorso 12 febbraio. Fondamentale per l'identificazione del ciclista la segnalazione fatta da alcuni volontari dell'Auser di Piazzola sul Brenta che consegnavano a Favaro pasti a domicilio. Si sono accorti che da martedì l'uomo non ritirava i pasti che lasciavano davanti alla porta del suo appartamento e così hanno avvertito il presidente di Auser che si è messo in contatto con la polizia locale del Medio Brenta dopo i numerosi appelli fatti dalla sindaca di Cortarolo per cercare di dare un nome e un volto alla vittima della strada. Il riconoscimento della salma di Favaro è stata poi fatta dai fratelli prima attraverso le foto e poi all'obitorio, una storia di solitudine e fragilità, quella di Favaro, che viveva da solo, seguito dai servizi sociali e dall'assistenza domiciliare delle ULSS. Il tragico incidente di lunedì pone l'accento sulla Valsugana dopo l'appello lanciato la scorsa settimana dagli industriali per questa arteria e per la strada regionale del Santo. Interviene sulla Valsugana l'assessore regionale al commercio Massimo Bitonci. Si sta lavorando adesso con la provincia, c'è sempre in piedi questa proposta che abbiamo fatto ad ANAS per l'acquisizione della 47. C'è un problema relativo al fatto che le manutenzioni devono essere poi coperte in sede di bilancio e quindi questo è un po' il tema, ma affronteremo con ANAS e con provincia nelle prossime settimane il tema sulla risoluzione di alcuni temi e alcuni punti critici della 47, alcune rotatori troppo piccole, alcuni svincoli che ci sono e che non dovrebbero esserci, alcuni semafori anche là che in una strada così trafficata. Allora adesso andiamo a Venezia e voltiamo pagina, andiamo da Ilaria Marchiori e dal nostro operatore Alberto Pivetta per gli insulti razzisti che sono stati rivolti alla Maria 2026 eletta per il Carnevale. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono passati pochissimi giorni, vorrei dire anche poche ore dall'elezione della Maria del Carnevale 2026, Martin di Abullo, che già sono arrivati soprattutto sui social insulti razzisti per il colore della sua pelle. L'abbiamo vista tutti, tra l'altro una ragazza solare, espansiva, davvero gentile e simpatica, motivo per cui la giuria ha deciso di selezionarla, eppure anche questo sembra non essere stato sufficiente per evitare i soliti commenti dei leoni da tastiera. Qui insieme a noi c'è il consigliere delegato alle tradizioni del Comune di Venezia, ma soprattutto in questo caso uno dei membri della giuria che ha scelto Martin come vincitrice di quest'anno. Allora, giusto, in sintesi voi perché avete scelto Martin? Ma per dare motivo a quella che è stata una scelta prevista da un concorso, va bene, che elegge ogni anno da tanti anni, ormai decenni, la Maria in rappresentanza della venezianità, ma soprattutto nella continuità di quella che è una storia, no?
Io tutte queste polemiche eccetera veramente mi indignano e non le capisco, perché non c'è motivo assolutamente, anche perché molte delle accuse vengono fatte poi tirando indietro la mano che ha lanciato il sasso dicendo ma non è una questione di colore, no? E allora che questione è? Il concorso prevede un regolamento rigido e fisso, va bene? Dove ci sono delle caratteristiche, va bene, che devono essere appartenenti a chi fa richiesta di partecipare. E lei rientrava in pieno su tutto. È veneziana, ma da generazioni. Bullo, cognome Bullo, capito, no? Ecco, è veneziana, è solare, è una che spigliata, è sempre positiva, eccetera. Anche nei dialoghi che abbiamo fatto si è subito messa in evidenza, va bene? È anche una bella ragazza, è giovanissima, 18enne, che orgogliosamente può rappresentare la Maria, tra l'altro di un territorio molto più ampio di quello veneziano, perché è il territorio della provincia, va bene? Ecco, credetemi, anche le parole da contenere sono difficili, perché stiamo parlando di un concorso, tra l'altro, che è sicuramente una tradizione, dove le caratteristiche, dove le regole sono state rispettate. Allora parliamo invece di cambiare il regolamento a questo punto. Vogliamo soltanto quelle del Sestiere di Santa Croce, non so, ma va bene se va bene alla popolazione. Lei è comunque, attenzione, veneziana da generazioni, la nonna fuori dai gangheri perché la nipote è stata eletta, la mamma ancora più entusiasta. Invece, guarda, ecco, vorrei chiudere così. La stessa indignazione, se non molto ma molto più forte, io la vorrei vedere a fine maggio, quando ci saranno le elezioni del Comune di Venezia, dell'amministrazione del Comune di Venezia, dove già alcuni partiti, al di là delle loro ideologie, hanno già dichiarato che nelle loro liste ci saranno rappresentanti di comunità che con quella veneziana non hanno nulla a che fare. Va bene, se non essere presenti qui. Quelli sì sono pericolosi, perché quelli sì potrebbero stravolgere quella che sia un sistema di vita, una cultura che va avanti da 1600 anni, va bene, una tradizione da mantenere, perché Venezia, sconvolta dalla tradizione, non sarà più Venezia, sarà un qualcos'altro. Là voglio vedere se abbiamo il coraggio di fermare quelle che saranno e potrebbero essere imposizioni per stravolgere la nostra storia e continuità. Là. Ci vediamo là, vediamo. Ecco, avete sentito, direttore, il collegamento qui con Giovanni Giusto si è concluso in pieno clima elettorale, visto che ormai mancano, insomma è uscita anche la data delle prossime elezioni amministrative. Venezia sarà appunto chiamata a eleggere il suo nuovo sindaco, quindi chiudiamo così il nostro collegamento. Mi permetto solo di dire una cosa: io ho contattato personalmente Martin, lei non vuole rilasciare interviste perché non vuole dare adito a polemiche, però ha detto io sono serena, perché in realtà i commenti e le attestazioni di ammirazione, ha detto, nei miei confronti sono stati molto di più i commenti positivi rispetto a quelli negativi, ed è questo che mi fa andare avanti. Dice mi dispiace solamente che ci siano ancora questi commenti nei social, ma ha detto io vado avanti a testa alta perché sono venezianissima. Ecco, io ringrazio Giovanni Giusto, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria Marchiori e Alberto Pivetta per la parte tecnica, ovviamente Giovanni Giusto che è un'istituzione veneziana, c'è una rubrica sua fortunatissima sui social dove racconta, spiega le parole in veneziano. E poteva mancare oggi la quotidiana pagina dei furti e delle truffe, dove soprattutto gli anziani sono nel mirino dei delinquenti. No, che non poteva mancare. Andiamo a Treviso da Daniela Sizzia. A te Daniela con Nicoletta Rizzetto. Direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, infatti, come hai detto tu, purtroppo di truffe dobbiamo parlare. Siamo al comando provinciale dei Carabinieri di Treviso assieme al tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie mille.
Direttore, purtroppo truffe continuano, un aumento soprattutto negli ultimi giorni, le tecniche sono le più disparate, dai messaggi che arrivano su WhatsApp da parte di un amico per richiedere soldi oppure per votare, ad esempio la truffa della ballerina, e continuano, e a finire nella trappola sono proprio le persone più fragili, le persone anziane. Poi abbiamo visto anche ieri invece la truffa della tecnica dell'abbraccio, dove un anziano purtroppo è stato derubato, quindi un continuo, nonostante gli appelli delle forze dell'ordine, purtroppo i truffatori ne inventano una di nuovo ogni giorno, ed è sempre più difficile poi lanciare gli appelli e cercare di fermarli. Comandante, qual è in questo momento la truffa che va più, diciamo, in voga rispetto alle altre? Allora, intanto mi permetta di fare un piccolo preambolo, nel senso che il 2025 è stato il primo anno dove abbiamo registrato finalmente un lieve calo delle truffe, soprattutto nei confronti degli anziani. Questo grazie a tutta una campagna di informazione che ha visto coinvolta anche voi media in maniera meritoria e che ci ha consentito di raggiungere un po' tutta la platea degli anziani. Diciamo che ultimamente in questi giorni c'è stata una piccola recrudescenza di questo fenomeno, soprattutto quando poi si ripete per giorni in continuazione, crea sicuramente allarme sociale. Le forme più, diciamo, in voga in questo momento, come diceva lei, sono quelle fatte attraverso WhatsApp, dove arrivano dei messaggi che possono riguardare sia la richiesta di denaro per sostenere persone in difficoltà, come è successo anche, diciamo, a un sindaco in questi giorni, oppure riguardano alcuni servizi di agenzie interbancarie che richiedono lo spostamento, il bonifico del completo diciamo ammontare del conto corrente, perché quel conto corrente è sotto attacco hacker e quindi si rischia di perdere tutto. Ecco, questi casi noi ribadiamo sempre che non deve essere dato seguito a queste richieste, e soprattutto è sempre opportuno fare una verifica con chi fa queste richieste, perché ormai come abbiamo visto anche poco prima della trasmissione, i nostri cellulari sono un po' aperti a tutti, abbiamo poca protezione e dobbiamo essere un po' meno presenti, chiaramente pagare un po' meno in presenza, ma essere un po' più sicuri e protetti. Comandante, un po' si diceva prima, un po' una corsa contro il tempo, perché si riesce ad arginare, a fermare una truffa e loro ne inventano un'altra. Guardi, questo ci trova ormai, è una sfida che noi abbiamo ogni giorno, una sfida giornaliera, perché ribadisco, grazie a tutto un sistema di informazioni che abbiamo messo su anche a livello interregionale, quindi in collegamento con più regioni, siamo in grado di conoscere quasi in tempo reale e di fare una statistica, un'analisi di quello che sono le metodologie più in voga per queste truffe. Il problema è che quando troviamo una contromisura, subito dopo se ne inventano un'altra, e quindi questo ci costringe a un monitoraggio continuo e ad intervenire e a cercare di intervenire in maniera efficace per contrastare questo fenomeno. Ecco, l'appello, comandante, è sempre lo stesso, quello di intanto non aprire a nessuna persona, soprattutto fantomatici avvocati, forze dell'ordine, perché nessuno, si diceva, viene a casa per chiederti dei soldi. Assolutamente, nessuna istituzione repubblicana, mi consenta, in questo senso viene a chiedere soldi a casa, né le forze di polizia, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, le altre forze di polizia, e tantomeno anche i servizi municipalizzati vengono a chiedere soldi a domicilio. Quindi ormai sappiamo tutti che il sistema deve essere tracciato, e quindi è nella opportunità di ognuno di noi di fare una verifica con chi richiede questi soldi. Non abbiate timore, chiamate pure il 112, chiedete se effettivamente le persone che si rivolgono a voi sono coloro che dicono di essere, se non è così chiaramente interrompete subito la comunicazione o non rispondete, perché potreste essere vittime di truffe.
Grazie davvero, grazie comandante. Qui dal comando provinciale dei Carabinieri è tutto. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie al comandante, grazie a Daniela Sizzia, a Nicoletta Rizzetto. E a proposito, vediamo un titolo del Corriere del Veneto: una ragazzina che truffa un prete per 100.000 euro in 16 anni, cioè negli ultimi 16 anni, le richieste per vestiti e cibo. È stata condannata la truffatrice, scappata dai domiciliari ed è latitante. Aveva iniziato a bussare in canonica a 12 anni nel 2008, chiedendo somme sempre più elevate. Il sacerdote ottantenne salvato da un amico che si è insospettito. Incredibile, incredibile. Adesso andiamo alla tragedia di Cerea, purtroppo madre e figlia morte in un incendio nella loro abitazione, sono morte intossicate. Andiamo subito da Marta Zatta e con Marta Zatta c'è Federico Cibotto. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, una tragedia che ha colpito ieri sera Via dei Mori, dove ci troviamo adesso, in località Cherubine, nella frazione di Cerea. Siamo nel Veronese. Purtroppo madre e figlia di 73 e 93 anni, Carmela Dian, la madre più anziana, e Luisa Ziviani, la figlia, hanno perso la vita ieri sera a causa di un incendio appunto nell'abitazione della madre. Lo vedete adesso dalle immagini di Federico Cibotto. Sembrerebbe appunto dai primi riscontri che appunto siano rimaste intossicate, per questo avrebbero perso la vita. Infatti dai primi riscontri sui loro corpi non apparirebbero nemmeno segni di bruciatura. In questo momento sono al lavoro all'interno della casa il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco per capire l'origine del rogo. Si parla di un cortocircuito, ma adesso ovviamente i vigili del fuoco sono al lavoro, insomma, per ricostruire la dinamica. Sono intervenuti ieri sera attorno alle 20 grazie alla segnalazione dei vicini di casa, che appunto hanno visto fumo fuoriuscire dall'abitazione, e hanno lavorato fino alle 2 di notte per spegnere, per domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell'ordine, i carabinieri. Ecco, io in questo momento sono in compagnia del sindaco di Cerea, Marco Franzoni. Sindaco, una tragedia che ha colpito il suo comune, tra l'altro fatalità. Qualche giorno fa lei aveva anche incontrato la figlia assieme al compagno. Sì, è una tragedia che ha scosso tutta la comunità di Cherubine e di tutta Cerea, insomma. Io ho avuto modo di conoscere la figlia e suo marito proprio qualche giorno fa, in occasione della celebrazione degli anniversari di matrimonio, in questo caso del 50°, e insomma fa ancora più male appunto pensare di essere qui oggi a manifestare comunque tutto l'affetto possibile che possiamo fare e cordoglio possibile come comunità, per stringersi attorno ai familiari, insomma, a una famiglia che ha sempre creduto nella famiglia stessa, e l'esempio della figlia che andava ad accudire la mamma anziana proprio sta a dimostrare quanto importanti fossero i legami per questa e le relazioni per questa famiglia, insomma. Infatti, come ha detto il sindaco, la figlia era tutte le sere andava a trovare la madre anziana per assisterla durante la notte, quindi è per questo che si trovava all'interno della casa con la madre. Ovviamente noi nelle edizioni serali vi daremo tutti gli aggiornamenti sulla vicenda e capiremo effettivamente se sia stato colpa di un cortocircuito questo incendio. Per il momento da Cerea è tutto, a te la linea. Grazie Marta Zatta. E intanto tra poco andremo a Bassano del Grappa per i ladri che arrivano in treno e che sono stati incastrati da un biglietto non pagato, ma intanto, in attesa di collegarci con Vanessa Banzatto, vediamo il cosiddetto furto dell'abbraccio. Bisogna stare attenti anche a questo. Gente che si avvicina con la scusa di chiedere indicazioni e nel frattempo si impossessa di orologi, catenine che i derubati avevano al collo o al polso. Vittima questa volta un 82enne di Asolo. E continuava sempre a mettere: ma cosa stai facendo? Bagnaca per la mente, pensavo una roba del genere. Le sono bastati 5 minuti per rubargli la collana,
Vittima un 82enne di Asolo. L'anziano stava lavorando nel campo dietro casa come ogni giorno quando la donna si è avvicinata. Bionda sulla trentina, molto gentile e alla mano, aveva bisogno di indicazioni. Si è trovata questa persona, questa ragazza, avevo 30 anni, pensa poco, aveva un bigliettino in mano rosa per un'informazione per una via. Ma mica via là non ho mai vista. Vabbè. E mi chiama, io ero dentro, ho visto che chiacchierava con quello, ho sentito tutto sul colpo. Lasciami stare, cosa mi fai? Sono venuto fuori e ho fatto, ma cosa stai facendo? Ma con voce forte, no? Ah, niente, io volevo... Vabbè, chiacchierava così e mi ha chiesto un bicchiere di acqua. Sono venuta dentro a prendere il bicchiere d'acqua, tutto sul colpo, sono venuta fuori, come sono arrivata davanti alla porta, lei non c'era più. Il marito istinto ha messo la mano sul collo, no? Perché lei prendeva sempre la mano sul collo. Ah, frega la collana. Mi ha portato via la collana, non era una collanina, era una bella collana. È successo verso le 11:30 del mattino, lei non era da sola, probabilmente un complice la stava aspettando in auto. I coniugi hanno provato a rintracciarla, ma niente da fare. Resta lo shock per quanto accaduto. Il mio istinto, mamma mia, ha fatto, un dubbio, se da un spintone va per terra e si fa male, c'era un grande sasso, la batteva a testa a Dio. Comunque è stato un po' scioccante proprio, forte. Bisogna fare attenzione, abbiamo sentito prima i carabinieri lanciare l'allerta truffe ancora una volta e c'è persino la truffa del finto carabiniere che però in questa circostanza è stato, anzi sono stati due truffatori denunciati dalla polizia. La truffa del finto carabiniere torna a colpire. La vittima però non ci casca e arriva la polizia. Succede a Vicenza. Un'anziana riceve una telefonata da un uomo che si qualifica come appartenente ai carabinieri. Nel corso della conversazione telefonica invita la signora a raccogliere i propri ori e il denaro, annunciandole che i militari avrebbero effettuato una verifica nel suo appartamento per confrontare i preziosi e le banconote con quelli sottratti durante una rapina consumata in città. Scatta la segnalazione alla questura per la truffa a danno dell'anziana. Gli agenti si appostano vicino all'abitazione della vittima e qui notano passare un'auto a noleggio con 2 uomini a bordo. Viene diramata una nota di ricerca della vettura che viene successivamente rintracciata dalle volanti con all'interno i 2 sospetti, un 48enne e un 72enne italiani. Dagli accertamenti investigativi emergono gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Scatta la denuncia in stato di libertà per tentata truffa aggravata. Nei loro confronti il questore di Vicenza dispone anche un foglio di via obbligatorio da Vicenza per 2 anni. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, adesso torniamo a Bassano del Grappa, andiamo da Monica Smiderle e da Renzo Arrigon per la parte tecnica perché c'è stata un'altra ondata di furti nel Bassanese e poi la storia di 3 ladri che sono stati identificati non avendo pagato il biglietto. Vediamo, sentiamo Monica Smiderle, a te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, i temi oggi sono 2, l'ondata di furti che si sta registrando nel territorio con i ladri che hanno colpito anche in Valbrenta e con noi c'è il sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli e poi l'altra notizia che riguarda invece i 3 ladri che hanno colpito all'interno di un esercizio commerciale del centro storico e che sono stati identificati grazie alle telecamere installate all'interno dei treni regionali e grazie al fatto che c'erano dei verbali con i loro nomi e cognomi. Ecco perché ci troviamo proprio all'interno della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa per raccontarvi questa storia. Partiamo da qui con queste 3 persone, questi 3 ladri che hanno compiuto il furto all'interno del negozio di Piazza Libertà a Bassano, riuscendo ad asportare 500 euro in contanti dal registratore di cassa. Sono scattate le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia di Bassano che hanno visionato anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza che si trovano sia all'interno della stazione che a bordo dei treni regionali. Hanno dato un volto ai 3 ladri che hanno
compiuto il furto, che sono stati riconosciuti dal titolare del negozio. Passaggio successivo, dare un nome e cognome a queste 3 persone, ed ecco che salta fuori il verbale di Trenitalia con la sanzione per il mancato pagamento del biglietto. Da lì insomma è stato facile per gli agenti di polizia identificare con nome e cognome gli autori del furto e denunciarli per il reato di furto aggravato. Si tratta di 3 cittadini rumeni di 25, 26 e 31 anni che ora dovranno appunto rispondere dell'accusa di furto aggravato, persone già note alle forze dell'ordine, colpite anche da un foglio di via obbligatorio dal comune di Lodi, conosciute alle forze di polizia per reati sempre legati a furti messi a segno all'interno soprattutto di esercizi commerciali. Insomma, arriviamo così, direttore, al tema dei furti. Come si diceva, il territorio bassanese è particolarmente colpito negli ultimi mesi da questa ondata di furti che sembra non avere fine. Gli ultimi casi si sono registrati proprio in Valbrenta. Sindaco, 2 famiglie che sono state visitate dai ladri. Una famiglia era uscita di casa per andare a trovare dei conoscenti in ospedale, l'altra invece una signora molto anziana di 90 anni che era andata a messa. Sì, è così. Sono situazioni che preoccupano perché ovviamente si ripetono in tutto il territorio. C'è un'attività meritoria da parte delle forze dell'ordine, come vediamo, perché poi vengono individuati per l'attività di polizia, di ricerca, ma anche poi attraverso gli strumenti che sono le telecamere posizionate, come in questo caso nei treni o sui treni, oppure collocate dalla pubblica amministrazione. Ovviamente la preoccupazione aumenta soprattutto perché questi fatti avvengono negli orari più disparati anche nella giornata, e quindi aumentano le occasioni di contatto tra il ladro e il soggetto che viene derubato, con quelle conseguenze che noi conosciamo, che non sono facilmente prevedibili, perché un conto è doversi comportare come la norma impone, dall'altro è trovarsi un intruso in casa, e quindi bisogna fare in modo che queste situazioni non si verifichino, anche perché non possano degenerare in altre situazioni ben più gravi. La Valbrenta, il suo comune, ha sicuramente un territorio molto particolare, un territorio molto diffuso, per cui è difficile magari pensare all'attivazione del controllo di vicinato, ma Sindaco, va sicuramente ribadito ai cittadini di prestare molta attenzione e di segnalare movimenti sospetti. Sì, questo assolutamente. Diciamo che da noi la prevenzione la fa il senso di comunità, e questo è assolutamente importante, perché anche da piccole informazioni, da piccoli dettagli si può arrivare agli autori di questi reati. Noi abbiamo avuto tanti casi anche di truffe, con le famose truffe del finto carabiniere. Abbiamo anche un territorio molto lungo, per cui abbiamo potuto vedere che ci sono state ondate di furti con sequenze diverse, magari alcune più collegate a ondate di furti sul Trentino ed altre più sull'Alto Vicentino. Quindi abbiamo un po' sperimentato queste situazioni, spesso i cittadini sono stati d'aiuto, e quindi noi invochiamo che si continui in questa via, perché solo insieme, con l'attività, come dicevo, importante delle forze dell'ordine, gli strumenti e il buon senso dei cittadini, si possono ottenere risultati importanti. Io ringrazio il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Abbiamo sfidato il maltempo. La linea, direttore, torna allo studio. Grazie a Monica Sbiderle e a Renzo Rigon. Oggi in regia Francesca Pezzo con Marco Gagliazzo. Vediamo altre notizie. È stato hackerato il profilo WhatsApp a proposito di truffe del sindaco di Castelcucco Paolo Mares. Dal suo profilo è partito un messaggio con cui chiedeva soldi ai suoi contatti per pagare il notaio. Nei giorni scorsi Mares è stato vittima della truffa della cosiddetta ballerina. Mi telefona un amico che mi chiede se ho bisogno di soldi, e io gli chiedo, ma così stralunato, perché
e mi fa: cosa sta succedendo? Perché mi è arrivato un messaggio dove tu praticamente avresti bisogno, se stai dal notaio, avresti bisogno di 1.000 rotti euro o qualcosa del genere. È successo qualcosa? Io ho detto no, assolutamente nulla di tutto questo. Ha trascorso la sua giornata al telefono Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, rassicurando i suoi contatti di non aver affatto bisogno di soldi, che non c'era nessuna spesa imprevista, nessun notaio da pagare con urgenza. Eppure il messaggio che vedete è partito dal suo account WhatsApp e ha raggiunto diverse persone, tutte chiamate con il loro nome, evidentemente quelli indicati nella rubrica. È stato un incorrersi di telefonate continuamente e mi sono reso conto che purtroppo ero stato vittima di hacker, e così che ho chiamato subito la polizia postale, che mi ha detto come mi dovevo comportare sostanzialmente. Mares a questo punto fa 1+1, anche lui nei giorni scorsi è stato vittima della cosiddetta truffa della ballerina, e questo dopo aver attivato un link che gli era stato inviato da un amico, a sua volta hackerato, che chiedeva di votare per la figlia impegnata in un concorso di danza. Cosa che ho fatto incautamente, aprendo quel link là, e conseguentemente secondo me poi sti filibustieri hanno approfittato della situazione di uno sprovveduto come me per praticamente hackerare il mio stato di WhatsApp. La storia di Mares non è affatto rara. Anche Emanuele Loperfido, commissario di Fratelli d'Italia a Treviso, è stato hackerato. Dal suo WhatsApp è partita la richiesta di denaro per pagare il dentista. Dalle associazioni dei consumatori l'appello è quello di prestare la massima attenzione, di non attivare in particolare link minimamente sospetti. Invece Grisa Narboit era qui in studio una sera l'avvocato Alberto Ferri della Lega, che mi aveva mandato poche ore prima il messaggio del dentista. Io ero rimasto esterrefatto e quando è arrivato gli ho detto ma ha bisogno di... No, dice guardi, ho ricevuto altre 100 telefonate di amici che volevano prestarmi dei soldi, ovviamente era la cosiddetta truffa della ballerina. Ancora cronaca, un operaio di 31 anni, Christopher Ivare, originario della Nigeria ma domiciliato a Nogara, è morto ieri poco dopo le 12 in un'azienda avicola di Isola della Scala in provincia di Verona. Il giovane, mentre si trovava vicino al motore che aziona il nastro trasportatore per la raccolta e il trasporto delle uova, sarebbe rimasto impigliato con i vestiti nell'organo rotante del macchinario senza riuscire a sfuggire da quella presa che non gli avrebbe quindi lasciato scampo. Sul posto i sanitari del SUEM con l'elicottero di Verona Emergenza, ma l'uomo era già deceduto. Le cause e la dinamica del tragico incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del luogo e degli ispettori dello Spisa dell'ULS 9 di Verona. Non sono mancate le polemiche per il rinnovo della zona rossa con attivisti e sindacati che hanno manifestato sotto la prefettura di Padova. Le zone rosse non risolvono i tanti problemi sociali. L'inclusione e la sicurezza si ottengono con il lavoro e le politiche sociali. La protesta sotto la prefettura di Padova del sindacato di base di Cobas e delle associazioni e attivisti dei centri sociali contro il rinnovo della zona rossa nell'area della stazione di Padova. Il presidio pacifico a poche ore dalla nuova ordinanza del prefetto che estende il provvedimento. Sono contrarie perché ritengono sbagliato l'approccio delle zone rosse, che hanno sostanzialmente degli effetti per lo più simbolici, volti a creare, secondo noi, allarme sociale e non risolvono i problemi che si ripromettono di risolvere, problemi complessi, problemi sociali, problemi che conosciamo ma che devono essere risolti in altro modo, come attraverso la prevenzione, attraverso l'inclusione e soprattutto attraverso il finanziamento di politiche sociali. La richiesta, fatta con striscioni e poi da una delegazione ricevuta dal prefetto Giuseppe Forlenza, è quella di stanziare più risorse per il sociale. I controlli
controlli in stazione e i provvedimenti di allontanamento non risolvono questioni come l'emergenza abitativa o quella occupazionale, hanno ribadito i portavoce di ADL Cobas. Noi diciamo che l'inclusione è un fatto importante, l'inclusione avviene ovviamente attraverso il lavoro, avviene attraverso i permessi di soggiorno, avviene attraverso la possibilità di avere una vita decente. Se poi andiamo a vedere che ogni 5 minuti ci dicono che manca manodopera, che mancano persone che lavorano, dobbiamo anche capire che sicuramente questo non è il metodo per trovarla. Il rischio è che le zone rosse diventino un luogo di marginalità e che il problema venga solo spostato e non risolto. Noi siamo qui appunto perché crediamo che le zone rosse siano un elemento che allontana le persone dalle zone in cui dalle zone principali della città, quindi la zona della stazione che è molto attraversata e le zone limitrofe dell'Arcella, che oltretutto da dati degli ultimi 4 anni sono le zone principalmente abitate da persone con background migratorio e migranti, quindi persone straniere. Servizio di Valentina Visentina, adesso vediamo qualche titolo. Il Corriere del Veneto diretto da Alessandro Russello, Procura di Venezia da Alessandra Dolci, per la prima volta la nomina di una donna ha esplorato la nuova realtà delle mafie. E poi a Verona l'università che annulla il concorso vinto dal figlio dell'ex rettore, ha partecipato solo grazie ad una modifica della procedura, quindi un bando fatto ad hoc. E la raccolta firme in Polesine per chiedere un nuovo autovelox. Il traffico nella statale va a velocità folli. Adesso a Feltre da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi per la parte tecnica, perché è stato presentato il nuovo centro diurno per la cura delle malattie mentali. A te Tiziana. Sì, direttore. Allora, c'è stato un cambio di programma e anche di scaletta. È stato presentato il nuovo centro diurno per la cura della salute mentale ed è un progetto, un modello che potremmo definire modello Feltre, che tutti auspicano possa essere esportato negli altri territori della provincia. Parliamo di Belluno, parliamo del Cadore, parliamo dell'Agordino. Questa sera ne parleremo ampiamente con la referente dell'unità operativa complessa di psichiatria dell'ospedale di Feltre, Mariangela Spano, ma anche con la dirigente dei servizi sociali dell'ospedale della ULS 1 Dolomiti, la dottoressa Paludetti. È un tema, quello della salute mentale, davvero scottante, è un tema che è sempre anticipato da uno stigma che è causato anche dal fatto che la salute mentale non viene presentata o tenuta in considerazione o curata come una altra patologia. Quindi di questo vi parleremo certamente nel telegiornale di questa sera e lo approfondiremo, ma noi poi ci siamo spostati alla stazione ferroviaria di Feltre perché è proprio degli ultimi minuti la notizia che a causa del maltempo la linea ferroviaria Padova-Montebelluna-Calalzo è stata interrotta perché tra Busche e Santa Giustina la neve, l'abbondante nevicata di questa mattina ha causato dei problemi proprio alla linea ferroviaria che lo sappiamo è stata sottoposta ad un intervento particolarmente importante per rendere la linea più efficiente anche per il servizio olimpico per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Sta nevicando e questa non è una novità perché ARPAV lo aveva anticipato bene ieri con i suoi avvisi, anche se l'allerta riguardava l'altitudine e quindi la montagna vera e propria. Invece questa mattina, sin dalle primissime ore, ci siamo svegliati in pianura con un'abbondante fitta nevicata.
meno nella zona della Valbelluna, molto di più fra Feltre verso sud. Parliamo della galleria di Arsie, quella che conduce all'area trentina di Primolano e poi al Vicentino a Bassano. La galleria è chiusa verso sud a causa di mezzi pesanti di traverso. Mezzi pesanti di traverso vengono segnalati da Veneto Strade lungo la strada regionale che conduce a Quero. Ci sono c'è il personale di Veneto Strada, il personale di ANAS in servizio, soprattutto ANAS sulla statale 51 di Alemagna sin dalle prime ore di questa mattina, con i servizi di spazzamento delle strade e di distribuzione di sabbia, sale e ghiaino proprio per agevolare la circolazione dei mezzi che debbono obbligatoriamente, e lo ricordiamo e non ci stanchiamo mai di ripeterlo, avere le dotazioni invernali e quindi o pneumatici da neve o, in assenza di pneumatici da neve, avere le catene ma non nei bagagliai, bensì montate, catene montate sulle auto, perché altrimenti non si va da nessuna parte e si mette anche in difficoltà l'intera circolazione stradale. Ci sono naturalmente le forze dell'ordine che stanno controllando i veicoli e, se del caso, li stanno anche fermando e rimandando indietro, perché nonostante tutto, quindi nonostante le allerte, c'è ancora chi crede convinto di potercela fare con le gomme estive. Così non è, non ci sono segnalati, non sono segnalati notizie e circostanze che riguardano invece incidenti, fatto salvo un incidente che si è verificato sotto la galleria della 27 in direzione Belluno. In questo caso si è trattato di una uscita di strada certamente causata da un eccesso di velocità. Per tutti gli aggiornamenti ci sentiamo naturalmente, vi faremo vedere questa sera nei nostri telegiornali. Quindi, direttore, io con Stefano Bozzi dalla stazione di Feltre vi salutiamo e restituiamo la linea. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. E passiamo alle elezioni amministrative. 38 comuni sono le amministrazioni che andranno al voto in Veneto il 24 e 25 maggio, dopo che il Ministero degli Interni ha individuato le date ufficiali del voto in primavera. Tra le sfide spicca ovviamente quella di Venezia, unico capoluogo di provincia al voto in questa tornata nella nostra regione. Nel veneziano andranno al voto anche Cavallino Treporti e Torre di Mosto, nella Marca trevigiana l'altro grande comune al voto Castelfranco Veneto, a cui si aggiungono Silea, Ponte di Piave, Chiarano, Spresiano e Vidor. In provincia di Padova ha voto il maggior numero di comuni, 11, e sono Albignasego, Anguillara, Veneta, Bovolenta, Campodarsego, Carmignano di Brenta, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Due Carrare, Monselice, Pernumia e Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nel Vicentino le sfide ad Albettone, Arcugnano, Arzignano, Cogolo del Cengio, Lonigo, Malo, Posina e Recoaro Terme. Nel Bellunese, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Gosaldo, Valle di Cadore, Bodo di Cadore e Zoppè di Cadore. Nel Veronese, Colognola, I Colli e San Bonifacio. Infine nel Rodigino un solo comune al voto, Villadose. In tutto 7 comuni sopra i 15.000 abitanti e 31 sotto i 15.000 abitanti. Per i primi l'eventuale ballottaggio è previsto il 7 e l'8 di giugno. Ovviamente seguiremo a fine maggio queste elezioni amministrative. Ancora la politica, è stata approvata in Consiglio dei Ministri la prima intesa sull'autonomia, esulta la Lega, ma l'iter non è finito. A metà pomeriggio a prendere la scena è Fratelli d'Italia con il coordinatore regionale Luca De Carlo che lascia l'incarico, ed è un vero e proprio terremoto, ed gli è subentrato Raffaele Speranzon.
Parla di un passo avanti decisivo il ministro Roberto Calderoli dopo che il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok agli schemi di intesa preliminare sull'autonomia, una prima volta storica, dice l'esponente di governo. Nelle foto ufficiali accanto ai governatori ci sono anche la Premier Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini, con quest'ultimo che parla a sua volta di tappa fondamentale. 4 le materie oggetto dello schema d'intesa, su tutte per Stefani c'è la cosiddetta tutela della salute. Ci permetterà di ottenere maggiori competenze in materia di tutela della salute con l'eliminazione dei silos, quindi la possibilità di investire i risparmi che vengono effettuati da regioni virtuose ovviamente a servizio della sanità pubblica e in favore dei cittadini, migliori competenze per quanto riguarda l'ammodernamento tecnologico delle nostre strutture, la possibilità di includere i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. In una regione come la mia, il Veneto, questo equivale a oltre 300 milioni di euro di possibilità di spesa in favore dei nostri cittadini. Le altre 3 materie non LEP riguardano previdenza integrativa e complementare, professioni, protezione civile. Con la possibilità di emanare ordinanze in deroga, la possibilità che il Presidente di Regione si assuma una responsabilità in più, quella di essere il commissario per quanto riguarda le emergenze di carattere nazionale. D'altra parte l'autonomia chiede proprio questo, assumerci una responsabilità in più, e fa specie che qualche volta in questo Paese chi vuole assumersi una responsabilità in più venga ostacolato. Ma l'iter non è finito qui. Entro i prossimi 60 giorni dovrà esprimersi la conferenza unificata e poi le Camere. Per il momento si ostenta sicurezza, con la Lega che per lo più esulta, mentre Fratelli d'Italia in Veneto è concentrato su tutt'altro. È del tardo pomeriggio la diffusione della notizia che Luca De Carlo lascia il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia. Lo ha fatto scrivendo direttamente a Giorgia Meloni, un atto di rinuncia che arriva dopo mesi di illazioni a seguito del risultato elettorale delle regionali. Sarò sempre al servizio di Fratelli d'Italia, scrive De Carlo, sottolineando di aver lasciato un partito in ottima salute, ringraziando elettori e militanti, ma sotto la forma inappuntabile resta la sostanza nelle settimane calde che anticipano il referendum della giustizia. Così il servizio di Christian Arboit. Ieri sera a Focus abbiamo parlato di autonomia e ci siamo collegati in diretta con il presidente della regione Stefani subito dopo, a poche ore dall'incontro con il Consiglio dei Ministri. Sentiamo. È uno schema che può portare a fatti molto concreti, come ha detto oggi ai nostri microfoni il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, che abbiamo in collegamento e che saluto e ringrazio. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, ho visto poche righe sui telegiornali nazionali, insomma servizi molto, molto scarni, per cui approfitto della sua presenza per chiederle intanto che cosa rappresenta questo passo in avanti dopo 8 anni dal referendum del 22 ottobre del 2017 e la concretezza di questa svolta. Beh, innanzitutto è importante dire che oggi abbiamo compiuto un passo che non era mai stato fatto, quell'intesa tra Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto, tra l'altro su 4 materie molto importanti. Tra queste voglio partire dalla tutela della salute, quindi anche degli aspetti sanitari. Questo ci permetterà innanzitutto di poter integrare i fondi integrativi sanitari all'interno della spesa sanitaria. Questo vale per il Veneto una cifra attorno ai 300 milioni di euro. Avremo la possibilità di reinvestire i risparmi che saremo in grado di effettuare all'interno ovviamente dei budget sanitari in favore della sanità pubblica e quindi in favore dei cittadini del Veneto. Avremo la possibilità anche di avere una maggiore competenza per quanto riguarda l'ammodernamento delle strutture anche dal punto di vista tecnologico. Oltre a questo abbiamo nuove competenze in materia di protezione civile. Oggi l'ho ribadito anche ai giornali nazionali che è fondamentale ancora una volta ricordare che l'autonomia è un'assunzione di responsabilità. Con la devoluzione della competenza in materia di protezione civile, il Presidente di Regione non è che ha
un vantaggio in più, si assume una responsabilità in più, perché diventa commissario per l'emergenza. Questo significa che ti assumi una responsabilità in più rispetto a prima, ma te la assumi con, diciamo, il principio di fondo di fare l'interesse dei tuoi cittadini, perché quel comune, quel territorio, quella regione tu la conosci meglio degli altri, perché sei il presidente di quella determinata regione. Oltre a questo anche la possibilità di contabilità speciali, quindi di maggiori assunzioni per il personale dedicato alle emergenze, la materia delle professioni che permetterà di qualificare oltre 20.000 operatori economici del Veneto, di aggiornare gli elenchi e soprattutto di inserire nuove professioni, e oltre a questo non da ultimo la previdenza complementare e integrativa, una materia fondamentale che sarà parte integrante del welfare territoriale e aziendale dei prossimi anni, che permetterà anche alla Regione del Veneto, e questo ci tengo a sottolinearlo tra le tante funzioni che pubblicherò nelle prossime ore, anche così manderemo a tutti i cittadini del Veneto il documento ufficiale, permetterà anche alla Regione del Veneto di essere la parte negoziale di rappresentanza, ovviamente per garantire migliori condizioni contrattuali ai dipendenti della sanità pubblica, quindi anche ai dipendenti del servizio sanitario regionale, proprio perché ne è parte negoziale nella trattativa. Ecco, Presidente, lei ricordava che questa novità per quanto riguarda la sanità porterà al Veneto 300 milioni di euro, risorse importanti in una fase così difficile? Sì, per due motivi. Oggi i risparmi che noi abbiamo sui livelli essenziali delle prestazioni, quindi quello che noi risparmiamo come regione, non possiamo reinvestirlo nuovamente sulle extra LEA, quindi sulle prestazioni che non afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, quindi anche a visite diciamo abbastanza normali che i cittadini potrebbero andare a fare. Oggi questo noi non lo possiamo fare. Invece con l'autonomia saremo in grado e siamo in grado da oggi, nel momento in cui poi ovviamente ci sarà il parere della conferenza unificata e delle Camere, insomma con la maggioranza di centrodestra questo è abbastanza probabile, questo ci permetterà di poter reinvestire quei risparmi, quella virtuosità che noi abbiamo ottenuto in favore dei cittadini del Veneto, un principio sacrosanto che non fa altro che confermare il nostro principio di autonomia, cioè l'assunzione di una responsabilità. Noi decidiamo di assumerci questa competenza perché sappiamo che lì possiamo risparmiare e che ci permettono di reinvestire quei risparmi in favore dei nostri cittadini. Non chiediamo nulla di più. Senta, Presidente, per quanto riguarda le funzioni della Regione che avrà autonomia su queste prime 4 materie, si può dire che il Presidente del Veneto e l'assessore alla protezione civile dell'ambiente, Elisa Venturini, possono a questo punto avere più mano libera, maggiori margini di manovra? Saranno veramente autonomi oppure no? È proprio così, perché permetterà al Presidente di Regione, in caso soprattutto di emergenze, di poter essere direttamente il commissario che adotterà le misure più idonee per tutelare il proprio territorio. Pensiamo a casi di dissesto idrogeologico o a fenomeni di emergenza in cui è doveroso conoscere quel determinato territorio per poter approntare le migliori misure da adottare per quel determinato territorio. Io credo sia qualcosa di assolutamente fondamentale che sono convinto sarà seguito da tutte le altre regioni, quindi le regioni che non hanno richiesto l'autonomia differenziata poi entreranno anche loro in questo percorso, perché capiranno che più avranno poteri, più avranno responsabilità e sapranno esercitarle, migliore sarà anche il collegamento che avranno nei confronti dei propri cittadini. I cittadini sono stanchi di una politica lontana, hanno bisogno di una politica che dia risposte e la politica regionale deve essere messa nelle condizioni di dare risposte, quindi poter reinvestire i risparmi che fa, poter avere un vantaggio dalla virtuosità
capacità che ha poter essere in prima linea nelle emergenze, poter promuovere e integrare i fondi di previdenza complementare e integrativa, poter garantire la contrattualizzazione e il miglioramento dei contratti per quanto riguarda il personale sanitario regionale e soprattutto garantire ancora una volta vicinanza nei confronti del territorio, perché questo è il modello che noi abbiamo in testa. Più si avvicina il decisore politico al territorio, migliori saranno le politiche attive che quel determinato decisore politico saprà adottare per il suo territorio. Così ieri sera il Presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, e intanto ci sono le amministrative, appunto come dicevamo, le viste, soprattutto gli occhi puntati su Venezia, dove il candidato del centro-sinistra è il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD, e manca ancora l'ufficializzazione del nome del candidato del centrodestra. Si parla molto di Simone Venturini. Sentiamo. Ci sono delle persone che mi criticano dicendo che l'assessore Venturini è sempre in giro a tagliare nastri. E i nastri si tagliano perché prima c'è un gran lavoro, perché non è che i nastri si tagliano così dappertutto. Così Simone Venturini risponde alla domanda se sarà lui il candidato del centrodestra alle imminenti amministrative di Venezia per la poltrona sindaco. Venturini rivendica il lavoro amministrativo svolto, sottolineando che per tagliare un nastro c'è tutto un percorso a monte e che la presenza alle inaugurazioni rappresenta anche radicamente contatto con il territorio. L'idea è offrire a tutti la possibilità di passare 2 ore in compagnia, ascoltare un autore di un libro, fare una risata e in qualche modo fare comunità, perché questi spazi sono importanti per fare comunità. Ecco, la campagna elettorale comincia da qua? No, qua è il completamento di un percorso iniziato ormai 8 anni fa. Venturini, a microfoni spenti, conferma così quanto anticipato da Raffaele Speranzon, esponente di Fratelli d'Italia, intervenuto alla trasmissione Ring lunedì scorso. Entro il fine settimana, se non prima, ogni riserva sarà sciolta. Il centrodestra ufficializzerà il nome di chi correrà per conquistare Cafarsetti e quello di Venturini, ora più che mai, resta in pole. Quindi sì, tanti nastri da tagliare perché a monte c'è stato un grandissimo lavoro e tantissime opere realizzate. E sentiamo invece il candidato del centro-sinistra, Andrea Martella, che sta girando il territorio e ieri è intervenuto dopo la faida tra famiglie con tanto di incendio scoppiata al Circus di Chirignago. È inaccettabile una guerra per bande, che bisogna mettere in campo subito un'azione urgente e il diritto alla casa non può trasformarsi in questo, in una violenza brutale con rischi per i residenti e anche per i bambini. Dopo la lite scoppiata tra occupanti abusivi nel complesso abitativo popolare di Chirignago, con minacce di morte, colpi di mannaia, pietre contro le finestre e benzina con il conseguente rogo, il candidato sindaco Martella interviene evidenziando come sia di vitale importanza un'azione urgente per evitare che accada nuovamente. Sarebbe stata proprio la sete di vendetta il motivo per cui nella notte tra lunedì e martedì un uomo italiano di origine rom ha incendiato la palazzina in cui viveva abusivamente con altre 9 famiglie. Un rogo per cui sono state portate in ospedale 21 persone, di cui 10 bambini. È necessaria al più presto una soluzione urgente per affrontare questa emergenza. Noi chiediamo che venga più presto convocato il tavolo che comprende il comune, l'ATER, le municipalità e le associazioni, e che venga anche risolto il problema della doppia proprietà tra comune e ATER. Non c'è dubbio che quella della casa è un'emergenza, ma va affrontata naturalmente seriamente, impedendo qualsiasi forma di violenza brutale come quella che abbiamo visto. A denunciare l'assenza di politiche sociali e vigilanza è anche Rete Solidale per la Casa, che ribadisce il diritto dei cittadini a vivere nella piena legalità all'interno dei quartieri, oltre una gravissima carenza, dicono, delle politiche sociali, aggiungendo come la sicurezza non possa essere delegata esclusivamente a interventi sporadici della polizia. È necessario, dicono, un servizio di vigilanza interna e di portierato sociale. Dice Ilaria Marchiori, e ieri sera sempre a Focus c'era l'ex assessore alle politiche educative del Comune di Venezia, Laura Besio, che è diventata consigliere
regionale per Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto. Tutti con grande attesa chiaramente, c'è la riserva da sciogliere del presidente Zaia, un nome ovviamente su cui ci potrebbe essere potenzialmente una convergenza di tutte le anime del centrodestra, è proprio l'assessore Venturini, che come lei sa io conosco benissimo, gode di tutta la mia stima, persona preparata, giovane, che potrebbe rappresentare comunque anche una continuità con tutta una serie di opere che sono state realizzate in questi anni, perché io ricordo che Venezia è stata riabilitata rispetto al dissesto in cui 10 anni fa si trovava. Quindi adesso siamo in attesa e siamo vigili, siamo pronti. La sfida in realtà è già tutta in atto a Venezia, perché c'è una concentrazione un po' ambigua di allarmismi in maniera massiccia che si concentrano in queste ultime 2 o 3 settimane a dipingere e a narrare una città come non lo è in realtà, perché ci sono denunce di malavita ovunque, come se non si potesse uscire di casa mattina, pomeriggio e sera, sanità assente, servizi tagliate, insomma una narrazione da cui io prendo assolutamente le distanze, che non rende giustizia né a luoghi né a persone e fa solo male, anzi, perché io quello che dico sempre è bene la campagna elettorale, però con dei toni e dei contenuti seri. È evidente. Così l'assessore, la consigliera regionale Laura Besio ieri sera. Focus, andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia. Torniamo subito, state con noi. Parlavamo di Venezia per le amministrative e parliamo anche dell'acqua alta. Piazza San Marco è tornata in ammollo, 27 maree sopra i 75 centimetri negli ultimi 15 giorni, ma non dipende dal Mose. Il presidente dell'autorità per la laguna, Rossetto, ha spiegato perché. Una condizione che mi dicono a memoria d'uomo non ci sia, infatti gli esperti Papa, Di Bardo e anche Giorgi di Ispa ho chiesto che vengano al prossimo comitato scientifico per studiare, capire questo fenomeno di questo mese di acque alte in cui la bassa marea non è mai scesa. 27 maree sopra i 75 centimetri nei primi 15 giorni di febbraio, quando nello stesso periodo dell'anno precedente erano state 2. Il sistema di impermeabilizzazione è entrato in funzione nel 2024 per proteggere Piazza San Marco dall'acqua alta. Visto che il Mose non è stato ideato per questo, nelle ultime settimane non ha dato i risultati sperati, tanto che si sono formate grandi pozze d'acqua che in alcuni momenti hanno coperto quasi tutta la superficie. Il momento è stato spiegato dal presidente dell'autorità per la laguna. Il sistema della piazza, nei limiti dell'operatività che ha funzionato, però la parte retrostante della piazza non ha mai scaricato e ci sono state delle venute d'acqua significative attraverso proprietà private che si stanno già attivando per risolvere. Queste maree impediscono al sistema di valvole e pompe di funzionare come dovrebbe, ecco perché si sta sperimentando uno scarico con livelli di marea più considerevoli. Tra i vari motivi anche il fatto che i lavori siano ancora in corso. I lavori sulla piazza sono programmati, stiamo trovando le risorse per fare il terzo lotto. Non sarà un tempo brevissimo perché la piazza è il salotto della città e ci sono manifestazioni e quant'altro. Noi auspichiamo che nell'arco di qualche anno, pochi, tutto sia completo. Allora, torniamo alla cronaca perché, come dice il giornale di Vicenza, a Malo un giovane è stato accoltellato in piazza, è stata fermata la festa dopo il carnevale. Abbiamo su questo un servizio della nostra redazione di Vicenza. Luisa Bertini. Erano da poco passate le ore 20 di martedì grasso, si erano conclusi da un paio d'ore i festeggiamenti per il carnevale e proprio qui in piazza Marconi a Malo sarebbe nata una rissa, un diverbio probabilmente per futili motivi e durante la colluttazione è spuntato
un coltello, sembrerebbe un taglierino, dove è rimasto ferito un giovane. Ad accorgersi del fatto il titolare di un locale che noi abbiamo sentito. Noi eravamo in una nostra serata per festeggiare il carnevale e ad un certo punto abbiamo notato che al di fuori del locale in piazza abbiamo iniziato a vedere del movimento strano e abbiamo subito fatto spegnere la musica e siamo andati a controllare. Tempestivamente sono arrivati anche immediatamente i carabinieri e praticamente c'erano delle risse in corso. Un ragazzo è rimasto ferito, voi l'avete anche soccorso, assistito? Sì, questo ragazzo qua l'abbiamo soccorso portandogli fuori una sedia in modo che aspettasse l'ambulanza. Quindi tanta paura? Sì, perché comunque non ti aspetti queste cose, è sempre brutto anche perché era un momento veramente di festa bella. Gente felice che balla e ritrovarti dopo in una situazione così è spiacevole per tutti. Episodio le cui dinamiche sono tutte da ricostruire. Sul fatto indagano i carabinieri e noi abbiamo sentito anche il sindaco Moreno Marsetti. È un fatto grave che con i carabinieri siamo in contatto per capire anche quali saranno i provvedimenti da attuare, però nulla a che fare con un grande evento che è l'evento del Carnevale di questa 102esima edizione, che si è svolta grazie a un progetto di condivisione e collaborazione tra associazioni e che ha visto il nostro centro storico riempito di tanti bambini, di tanti ragazzi, tutto in sicurezza. Ecco, ci sono tra l'altro tante telecamere in zona, in centro, quindi adesso saranno fondamentali anche per le indagini. Come siete messi per la videosorveglianza? La videosorveglianza monitora tutto il centro storico ed servirà sicuramente per le indagini. So che i carabinieri sono già quasi alla fine di questa indagine e stanno lavorando perché fin da subito sono intervenuti, possiamo dire, in tempi rapidi. Quello che dico è che questi gesti sono gesti che non solo feriscono una persona ma feriscono anche una comunità. Alberto Trentini è stato ricevuto a Ca' Farsetti dal sindaco Luigi Brugnaro, consegnato al cooperante del Lido, che è stato per molto tempo, quasi un anno, in carcere in Venezuela, il Gonfalone di Venezia, come riconoscimento per l'impegno sociale e comunitario. Incontro privato, lontano dalle telecamere. La notizia è stata diffusa anche tramite i social dal sindaco, che ha postato una foto con Trentini, allegate poche parole: bentornato a Venezia Alberto, bentornato a casa. Quasi 150 persone tra dipendenti diretti e indiretti, tante sono i dipendenti che con la crisi della Hydro, la multinazionale ha deciso di dismettere tutta questa parte di personale, rischiano il loro posto di lavoro. Il sindacato, dopo aver impedito a diversi camion di portare le matrici fuori dallo stabilimento, si è anche rivolto al prefetto chiedendone l'intervento. Hydro, una situazione complessa e preoccupante per 150 lavoratori che rischiano di perdere il posto. La multinazionale proprietaria dell'impianto ha intenzione di lasciare Feltre, un sito che è una sorta di città nella città e che fa parte della storia e della crescita stessa di Feltre. Inutili sin qua le iniziative prese tanto dal mondo politico come da quello sindacale, con cui facciamo il punto della situazione. Ieri abbiamo avuto un incontro con l'azienda alla quale ci ha informati della volontà di ripristinare le attività attraverso la riparazione dei danni subiti per i 2 incendi, ma con tempi molto lunghi. Vogliono nominare un perito, vogliono riattivare la linea alta tensione senza provvedere a una linea alternativa che potrebbe garantire comunque la ripresa seppur parziale delle attività. I tempi saranno lunghissimi perché hanno chiesto dei preventivi e delle ditte specializzate per il ripristino di tutti gli elementi che
sono andati bruciati, e quindi la prospettiva è che lo stabilimento rimanga chiuso minimo 8-10 settimane. Le conseguenze di questo sono che i lavoratori sono posti in cassa integrazione con una retribuzione ridotta al 60-65%. Abbiamo chiesto a Hydro di integrare la cassa integrazione, quindi di provvedere a un'integrazione al 100% delle retribuzioni. La risposta è stata negativa. Per noi l'atteggiamento di Hydro è strumentale. Da un lato si prende tempo, tanto i volumi e le matrici vengono spostate, quindi si garantiscono comunque i rapporti con i loro clienti, dall'altro i lavoratori sono in cassa integrazione senza nessuna integrazione, e quindi per noi questa è una soluzione intollerabile e insopportabile. L'unica speranza è che l'advisor individuato da Hydro trovi qualcuno interessato a subentrare in un'attività che, peraltro, solo l'anno scorso era finita in passivo, mentre aveva prodotto redditi in tutti gli anni precedenti. Servizio di Cristiano Fioravanzi, vediamo Fabio Cristiano Fioravanzi, chiedo scusa, vediamo per la prima volta in Italia un atleta che ha ottenuto il certificato di idoneità agonistica nonostante una malattia del cuore, è veneziano e ha soli 17 anni. A 17 anni vive nel veneziano, è un promettente sciatore, o meglio era, prima che gli venisse diagnosticata la sindrome di Brugada, malattia delle cellule elettriche del cuore che può portare all'arresto cardiaco, la cosiddetta morte improvvisa. Ebbene, per la prima volta in Italia, dopo che al giovane pochi mesi fa è stato impiantato un defibrillatore, è stata rilasciata l'idoneità allo sci alpino agonistico dalla medicina sportiva padovana, proprio grazie al defibrillatore sottocutaneo di ultima generazione, per il quale è stata anche predisposta una rigorosa protezione per evitare colpi. Fatta diagnosi precoce, tu riesci a identificare giovani atleti che possono continuare a fare attività sportiva protetti con un defibrillatore sottocutaneo. Quindi è una svolta sicuramente storica, per cui alcuni di questi atleti, se sono portatori di malattie non a rischio di progressione, invece di andare all'estero, come sta succedendo con altri, possono continuare a giocare anche in Italia. Ci auguriamo che in futuro questa prima esperienza rappresenti ovviamente una porta aperta per altri ragazzi che vogliono ovviamente eseguire l'attività sportiva ovviamente in condizioni di estrema sicurezza. Un risultato raggiunto grazie a due primati: la qualità delle equip mediche di Padova e la loro conoscenza della malattia e dei suoi limiti, e poi la tecnologia con il defibrillatore che sarà controllato anche da remoto. Che è importante, oltre che la malattia che sta alla base del rischio aritmico, è importante anche la efficienza, la appropriatezza del defibrillatore, del sistema di rilevamento del segnale elettrico, che è quello che poi condiziona l'eventuale intervento del defibrillatore su un'aritmia ritenuta pericolosa per la vita. Servizio di Federico Fusetti, ancora un blocco di pubblicità, poi torniamo subito da voi. Chiuderà questa domenica la mostra su Giovanni Segantini in corso a Bassano del Grappa, grandissimo inatteso il successo di pubblico con oltre 100.000 presenze in 4 mesi. È andata ben oltre le aspettative la mostra sull'opera di Giovanni Segantini. Inaugurata il 25 ottobre al Museo Civico di Bassano, ha superato la quota di 100.000 visitatori. In realtà no, mi aspettavo un ottimo risultato, ma sicuramente questo è un traguardo oltre le aspettative che ci rende incredibilmente felici, anche perché la mostra non è solo molto visitata, ma anche molto apprezzata. È una delle mostre dell'anno. Davvero una grande soddisfazione per come è stata ideata inizialmente, per come poi è stata organizzata e ben comunicata, quindi davvero un grande lavoro di squadra, e i risultati, quando il lavoro di squadra c'è ed è solido, si vedono. Fondamentale è stato il lavoro del comitato scientifico e il supporto del personale, delle guide e dei volontari. Dopo il successo con Brassai e ancor di più con Segantini, si guarda già al futuro. A breve vi annunceremo la prossima mostra che sarà ospitata ai musei civici il prossimo autunno, e quindi andremo ad accompagnare i mesi autunnali ed invernali con un'altra mostra che sicuramente porterà in città tanti turisti e visitatori. In questi ultimi giorni di apertura le prenotazioni riempiono tutti gli orari di visita dal mattino al pomeriggio.
Molti visitatori sono tornati più volte, vengo spesso fermata proprio per dirmi che la mostra è speciale e che sono tornati più volte a visitarla perché lascia loro delle sensazioni veramente importanti. Servizio di Mirko Cavallin che ha chiesto l'opinione di molti visitatori in coda all'ingresso, molti di questi erano stranieri. Da dove arrivate? Da Riva del Garda Arco. Da Bologna. Da Treviso. Brescia. Vittorio Veneto. Da Bolzano. Venezia. Modena. Da Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Da Dolo di Venezia e Mestre. È unanime e trasversale l'apprezzamento dei visitatori in coda per la mostra su Segantini. Ognuno di loro coglie una sfumatura diversa della sua opera. Mi piace il suo modo la sua pittura che è realistica, insomma, i colori. E perché un macchiaiolo è uno dei pittori più importanti di questo movimento. So che è una mostra molto bella e sono appassionata della montagna anche, quindi sono stata alla Baita Segantini, perciò mi interessa proprio. Perché avevo letto un libro su di lui. Sì, conosciamo il pittore, conosciamo la scuola di visionista, la mostra pare molto interessante. Segantini mi è sempre piaciuto, in particolare c'è alcuni quadri con della luminosità, della luce che è incredibile. Quello che c'è al museo di Rovereto su per la Scala è fantastico, per cui è un'occasione. Noi comunque abbiamo una casa museo dedicata ad Antonio Ligabue e Antonio Ligabue aveva, diciamo, copiato, se si può dire così, un quadro di Segantini, Le due madri. Tecnicamente è un buon pittore, mi piace molto, i suoi cieli, i suoi paesaggi e anche alcuni ritratti sono appaganti, non so come spiegare meglio, cioè mi fermo a guardarli e mi sento più tranquilla. Grazie a Mirko Cavallin. Vediamo gli ospiti di Focus dalle 21:15, Nicola Atalmi, Giuseppe Montuori, Guido Rizzo, Paola Roma, Angelo Scarabello, Stefano Valdegamberi, Francesca Zaccariotto. Tra l'altro nei prossimi giorni lanceremo una mail focus@medianordest.it per partecipare a Focus. Cittadini che vogliono dire la loro, raccontare una storia, parlare con i politici e gli imprenditori nel salotto di Focus possono chiedere di partecipare. È tutto, grazie a Francesca Pezzo e a Marco Gagliazzo in regia, ci vediamo stasera a Focus. Se lo vorrete, buona giornata, arrivederci.